sempre Erice, siamo in compagnia di Alberto Tasca e ci farebbe piacere far conoscere ai nostri follower l'importanza della Fondazione Sustain. Sappiamo che nel periodo Covid, no? C'è stata proprio questa iniziativa, cioè per cercare di far così rinascere, no? Una Sicilia ancora più forte, sostenibile, bella, godibile. La Fondazione Sustain quindi agisce, no? In molteplici direzioni, però in sintesi, ecco, le azioni importantissime nelle quali ci si impegna sono. Allora, in sintesi è complicatissimo. Lo so, per questo lo dicevo, perché ho seguito il No, convegno. proviamo a raccontare un po'. Allora, la fondazione è una fondazione non profit che nasce dalla volontà di due associazioni importanti siciliane, sono Assovini Sicilia e il Consorzio Ad Hoc Sicilia, in periodo di pandemia, ed è uno strumento che detiene un disciplinare di conduzione aziendale, si chiama proprio Sustain, che si occupa di sostenibilità, ovvero la misurazione dell'impatto delle azioni, di ogni azione fatta in un'azienda, e sono ovviamente impatti multidirezionali. E la sostenibilità va intesa come un nuovo metodo di lavoro multidisciplinare, quindi che non riguarda soltanto più il nostro lavoro, quindi la coltivazione della vigna o la vinificazione o soltanto la filiera, ma capire esattamente tutto intorno al nostro settore, cosa c'è, cosa impatta e quali sono le cose esterne che hanno influenza sul nostro settore o dove noi abbiamo influenza. Quindi è la possibilità di creare, di condividere problematiche, di occuparci di un patrimonio comune che è il nostro territorio e utilizzare la ricerca, quindi l'accademia, il mondo accademico, per trovare soluzioni a un miglioramento continuo. Più in sintesi di così era No, no, difficilissimo. davvero, grazie, grazie mille.